Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, a te la linea. Grazie Natalia. Contenitore pop del lunedì pomeriggio tra le 16 e le 17. Oggi parleremo di vichinghi assieme a una graditissima ospite. Dopo però proseguirò in solitaria nella seconda parte parlando di Betty Curtis, perché Betty Curtis, la cantante che tanto successo ebbe negli anni 60, è morta esattamente 20 anni fa, il 15 giugno del 2006. E poi ancora il solstizio, ne abbiamo già parlato anche nei riferimenti più di versione folk o pop, ma quest'anno c'è una nota particolare che bisogna esplicitare riguardo insomma alla condizione astrale. E ancora alla fine una mia nota sugli ultimi risultati dell'antropologia culturale, che è una materia che, detta così con questo titolo, è un po' pesante. In pratica si tratta di tutti quegli studi che da tantissimi anni, in particolare dall'Ottocento inoltrato fino ad oggi, si interessano di mondo popolare, tradizioni, usi, costumi, storia dal punto di vista del mondo popolare. Allora, intanto chiediamo, Silvia Elena, ci sei? Ciao Andrea, sì, ci sono. Benissimo. Silvia Elena Rossi, romana, ha una vastissima cultura che parte anche dalla sua specifica professione. Adesso correggimi se sbaglio, perché sono mondi che conosco poco, design creator, ecco, e dintorni. Ma poi c'è tutta una grandissima predisposizione di Silvia Elena nei confronti degli studi che riguardano la storia del Nord Europa dal punto di vista proprio delle popolazioni che l'hanno abitata, per esempio appunto i vichinghi di cui parliamo oggi. Perché poi, ti lascio subito la parola, perché parlare di vichinghi e anche in relazione ovviamente a quello che possono avere intrattenuto invece con il sud dell'Europa, ci arriveremo, ma perché c'è un po' un risveglio di interesse anche attraverso delle feste che vengono fatte in Italia su questo mondo particolare, che ha delle tradizioni, degli oggetti, mi viene in mente subito l'imbarcazione, è ovvio, no? La prima cosa che viene in mente, dal punto di vista ovviamente non solo oggettivo, ma anche di chi avendo vissuto più a sud di quel mondo scandinavo da dove sono stati partoriti, che poi ha permesso loro di viaggiare anche molto, magari li vede in una certa maniera. Allora, a te la parola, ecco, illustraci un po' su questa mondo che ci ha sempre affascinato indubbiamente, ma adesso ha anche delle ragioni in più in relazione proprio probabilmente a un messaggio che si porta dietro. A te la parola, Silvia Elena. Grazie. Intanto grazie per avermi invitata, mi ha fatto davvero molto, molto piacere. Io sì, mi sono occupata in gran parte di vichinghi, sono di formazione una storica delle religioni, quindi me ne sono occupata proprio dal punto di vista storico-religioso, come di un insieme di popolazioni di origine germanica e in quanto tali facendo parte del più vasto insieme di indoeuropei, che anche negli ultimi anni forse è un termine che si sente nominare spesso, ecco, di queste popolazioni che insieme anche a greci, romani condividono tutto un pantheon, un portato culturale di credi, di usi e di costumi. E in particolare con vichinghi, che è un termine molto generico che indica, diciamo, in qualche modo potremmo tradurre con pirati. Ecco, predoni delle baie potrebbe essere la traduzione più esatta di questo termine. Sono un insieme di quei popoli che durante le cosiddette invasioni barbariche, espressione ormai desueta che non si usa più, ma
che richiama un certo tipo di immaginario che tutti abbiamo studiato a scuola, decisero di spostarsi per l'appunto verso la Scandinavia, andando ad occupare quei territori che oggi corrispondono grosso modo alla Norvegia, alla Svezia e alla Danimarca. Ora, queste popolazioni che lì si incontrarono con popoli che già vi abitavano, quali i Finni, a un certo punto si trovarono nella condizione di, diciamo, una volta strutturatisi nel territorio, loro si organizzavano sostanzialmente per tribù, per grossi agglomerati formati da clan, da lignaggi che si riunivano sotto un antenato comune a cui tutti si rifacevano come discendenza. E a un certo punto, insomma, non sono esattamente territori vastissimi se pensiamo a quanta parte di essi può effettivamente essere coltivata o utilizzata come pascolo. E quindi, nonostante fossero un popolo che comunque aveva un senso comunitario molto, molto forte, alcuni di loro che si sentivano più portati verso l'avventura, verso la conquista, che volevano andare in giro a guerreggiare, a conquistarsi fama e beni preziosi, aiutati dalle loro celeberrime navi, da questa forma in particolare, no? Quelle da combattimento che abbiamo visto tutti con questa forma allungata, ma in realtà poi avevano vari tipi di imbarcazioni dedicate anche al commercio, al trasporto di vari ed eventuali, si spinsero un po' in giro per il mare del nord, in particolare muovendosi dapprima verso, se pensiamo a norvegesi e danesi, sono i vichinghi veri e propri, cioè quelli che nel 793 saccheggiarono il monastero di Lindisfarne in Inghilterra, sulle coste nord-orientali dell'Inghilterra, e che danno il via alla vera e propria età vichinga, e sono gli stessi che poi incontreremo anche sul continente, in Francia e poi, come dicevi tu, anche in Italia, mentre gli svedesi cercheranno fama verso Oriente e saranno quelli che fondando i principati di Kiev e Novgorod daranno forma a quella che poi è l'attuale Russia, ma seguiranno il loro viaggio verso Costantinopoli, Bisanzio, verso insomma tutto ciò che sta a Oriente. Per quanto riguarda quindi i vichinghi veri e propri, a noi interessano in particolare norvegesi e danesi, che arrivando in Inghilterra si dedicarono principalmente al saccheggio di monasteri, trovando insomma tutto quello che era rimasto come vestigia della dominazione romana, che ormai era passata da quel dì. E poi, oltre a riuscire a ottenere proprio una quasi unificazione di questi territori, contemporaneamente si spostarono anche sul continente e in quella che è conosciuta come Normandia fondarono nel 911 alla guida di Rollone il ducato, da cui poi col tempo presero a muoversi verso l'Italia, e dove poi fondarono insomma quello che sarà il grande regno normanno del Sud Italia. E chiedo scusa solo un attimo che ho un po' di raucedine, ecco, per una faringite che mi persegue. Mi spiace, ma non c'è problema dal punto di vista radiofonico. Allora, mi interessa anche un po' il rapporto con le isole britanniche, perché io so che in Irlanda ci arrivarono, per esempio, no? Cioè, qual era poi l'approccio con quel mondo lì antico, no? Delle isole britanniche da parte dei vichinghi? Il saccheggio e la devastazione, principalmente, nel senso che, scusate,
nel senso che per l'appunto in questi luoghi loro si trovarono, raggiungendoli come predoni, come pirati, si trovavano poi in un contesto di scontro con quelli che erano le formazioni di potere locale. E per cui si trattava sempre di conquiste, di spoliazioni, e una volta vinceva il re, uno dei re, dei potentati inglesi, e una volta invece avevano la meglio i vichinghi, fino a che non riescono comunque a un certo punto, anche se per un breve periodo, perché il dominio sulle isole della Gran Bretagna in realtà sarà molto effimero, perché loro riescono soltanto per un brevissimo torno di tempo ad avere un dominio effettivo, un potentato effettivo su questo regno. Poi in realtà saranno già nel 1066, quindi poco dopo l'inizio dell'età vichinga, verranno definitivamente scacciati dai Normanni. Però, nonostante questo, saccheggiando e depredando di costa in costa, è molto interessante il fatto che loro da questi centri che riescono a conquistare in Gran Bretagna si sposteranno, a parte in tutti gli arcipelaghi, l'Irlanda stessa, da dove in un primo momento scacceranno. L'Irlanda era utilizzata come isola prevalentemente dai monaci, cioè non c'era una vera e propria popolazione, se no appunto questi monaci che si ritirarono sull'isola per cercare tranquillità e pace proprio dai vichinghi stessi. Quindi loro scappavano dall'Inghilterra per rifugiarsi in Irlanda. Poi però i vichinghi arrivano anche in Irlanda e quindi i monaci devono continuare a spostarsi, ma i vichinghi dall'Irlanda andranno a scoprire intorno al 980-982, per opera del capo vichingo Eric il Rosso, l'Islanda, che chiameranno, diciamo, terra dei ghiacci proprio per questo paesaggio, non poi così desolato, se pensiamo che poco dopo il figlio di Eric andrà a scoprire Eric il Rosso andrà a scoprire anche la Groenlandia, che invece chiameranno con questo nome così un po' catfish, perché speravano che chiamarla terra verdeggiante potesse attirare nuovi coloni dalla madre patria, in maniera tale da poterne aumentare la popolazione. E come dicevo, il figlio di Eric il Rosso Leif sarà quello che invece intorno all'anno 1000 scoprirà il famoso Vinland, cioè ormai penso un po' tutti sappiamo che i primi ad arrivare in territorio americano, in America del Nord, furono per l'appunto i vichinghi, che non vi rimasero nemmeno per poco tempo. Il territorio corrisponde più o meno alla zona del Labrador, anche se non è esattamente chiaro quali siano precisamente sulla carta geografica le zone occupate dei vichinghi. Fatto sta che fondarono delle comunità, ci nacquero anche bambini in questa nuova colonia, ma poi poco dopo furono costretti prima a metà del 1300 più o meno, furono costretti ad abbandonarla per l'ostilità della popolazione locale, poi anche perché erano molto distanti da casa, quindi diventava difficile uno scambio. Loro sostanzialmente i vichinghi erano, si possono immaginare anche come dei commercianti, no? Per esempio il nostro concetto di gilda, il concetto medievale di gilda viene da loro, perché erano associazioni di anche guerrieri, anche predoni, ma poi commerciavano, cioè la loro ricchezza derivava dal commercio, no? E il concetto di un'associazione di mercanti che si giuravano un patto di fedeltà tra loro deriva proprio dai vichinghi e farà parte insomma della storia italiana.
Certo, quindi i primi scopritori dell'America furono i vichinghi. Naturalmente poi esiste una storiografia così che ha voluto, insomma, non dico in maniera faziosa, perché ci mancherebbe altro, però ha voluto studiare quanto in realtà Cristoforo Colombo sia stato lo scopritore ufficiale, ma qui non entriamo in polemiche perché non avrebbero senso. No. Invece, diciamo che adesso questa due ripartizione si basa sul fatto che loro se ne andarono a un certo punto, mentre dall'esplorazione di Colombo le colonie rimasero, quindi diciamo che viene giustificata chiarissimo il discorso. Allora, 2 minuti sulla società vichinga, il rapporto uomo-donna, la famiglia, la casa, cosa ci sai dire di questo? Allora, scusa un attimo. Eccomi. Dunque, la società vichinga era ovviamente una società patriarcale, dove c'era un capofamiglia che all'interno del nucleo era quello che dettava le regole, le leggi. Poi, come dicevo prima, c'era un concetto di lignaggio, quindi un insieme di famiglie che si rifacevano un antenato comune, dove ce n'era uno che era, diciamo, possiamo dire, il capobanda, il capotribù, che aveva diciamo preminenza rispetto agli altri, e addirittura c'era l'uso, per esempio, di mandare le famiglie meno abbienti di questi clan, mandavano i propri figli a studiare, a essere educati nella casa del più potente del clan, del capoclan. E poi, per quanto riguarda la ripartizione dei ruoli, dei doveri tra uomo e donna, al di là delle rappresentazioni, diciamo, più cinematografiche, è molto simile a quella che ritroviamo nelle varie società patriarcali, ma con effettivamente una maggiore autonomia, una maggiore libertà per quanto riguarda le donne. Dobbiamo anche pensare che per quanto concerne buona parte dell'età vichinga, questi popoli non erano ancora cristianizzati, erano pagani, quindi avevano un'altra concezione del femminino, del maschile. Non c'era tutto il concetto, no, legato al peccato originale, tutte le questioni legate al credo cristiano. E le donne, soprattutto quando parliamo di vichinghi, chiaramente erano quelle che rimanevano a casa con i figli. Quindi per quanto riguarda proprio il vichingo era prevalentemente uomo. Diversamente invece sulla terraferma, mettiamola così, tendevano a spostarsi, come già vediamo per quanto riguarda i germani sul continente, fin dalle testimonianze di Tacito, tendevano a spostarsi, no, con tutta la compagine familiare, donne e bambini inclusi. Certo. Allora, vediamo un po' ora i rapporti con l'Italia, nel senso, cerco di spiegarmi meglio. Quali tracce che possono avere a che fare con i vichinghi sono rimaste nel tempo e hanno influenzato in qualche maniera anche lo sviluppo storico dell'Italia, cioè certamente di un mondo lontano nell'origine da quello vichingo, però appunto già ci hai dato prima una prima traccia con i Normanni, però tu mi dicevi anche i Longobardi, c'è una liaison, no, fra questi mondi. Cerchiamo di spiegare meglio in che senso. Allora, per quanto riguarda i Longobardi, loro fanno parte delle prime ondate migratorie, per gli ultimi tra le prime, e sono sicuramente un popolo di origine germanica e sicuramente portano in Italia quel tipo di cultura, come prima di loro Ostrogoti e Visigoti. Una certa storiografia coeva, possiamo dire, perché parliamo di Paolo Diacono, insomma i loro stessi storiografi, ci dicono che loro provenivano dalla Scandinavia, anche se probabilmente dal punto di vista storico questo non è esattamente corretto.
Mentre per quanto riguarda i normanni, loro sì, effettivamente erano di derivazione scandinava. Quando però i normanni arrivano in Italia sono già cristianizzati, perché Rollone, nell'accettare il ducato di Normandia, come avveniva nella stragrande maggioranza dei casi, se non tutti, quando poi questi popoli si riconciliavano con l'impero e quindi se ne prendevano sostanzialmente una fetta, di fatto erano tutti, se non feudi, allodi, quindi accettavano di essere battezzati. E quindi prendevano gli usi e i costumi dell'impero, se era in Germania più dal lato tedesco, se era in Francia più dal lato francese. Quindi quando arrivano i Longobardi portano una cultura più originariamente germanica. Quando arrivano i Normanni ce la portano già mediata, contrattata con l'elemento cristiano. Ora, in realtà poi a livello, diciamo, culturale, le influenze non sono poi così diverse, nel senso che i Longobardi, quando vengono cristianizzati, quando accettano la conversione al cristianesimo, avranno una particolarità che poi sarà la stessa dei Normanni e che io da storica delle religioni trovo particolarmente simpatica. Cioè, questi popoli di nobili guerrieri, sempre assetati di sangue, di fama, di nobiltà, di ricchezza, quando si trovano ad avere a che fare con il cristianesimo, rimangono spiazzati dall'immagine del Cristo restituita dai Vangeli, perché non sono abituati al concetto di caritas, di amore, alla non violenza, a tutte queste tematiche qui. Nella loro cultura sono tutte cose che, se associate a già un personaggio di figura maschile, sono problematiche. Se poi associate a quello che per loro dovrebbe essere un capo, come avrebbero concepito Gesù, anche come figura storica intendo, sono effettivamente problematiche. Quindi una cosa che fanno in territorio scandinavo in generale è quella, ce ne sono testimonianze in alcune saghe, nella traduzione delle prime omelie, è quella di ridisegnare un po' chiamiamolo, diciamo, personaggio di Gesù Cristo. E quindi, per esempio, c'è il celebre ingresso a Gerusalemme a dorso di un asino, che loro ridescrivono completamente come l'ingresso di un gloriosissimo capo armato di tutto punto a cavallo del suo cavallo da guerra bianco, che entra trionfante e vittorioso in Gerusalemme. E questo per quanto riguarda le prime sintesi, diciamo, del cristianesimo scandinavo. Mentre un'altra cosa che loro faranno, che effettivamente lascia una certa traccia in Italia, proprio sulla scia dei Longobardi, è il culto di San Michele Arcangelo. Perché, capiamo bene, i vichinghi avevano diverse divinità, essendo politeisti, ma in particolare le divinità per loro più importanti erano Odino e Thor. Ora, Odino è una figura dal punto di vista storico-religiosa molto complessa, perché non è soltanto un dio... non è soltanto, scusatemi solo un secondo che devo togliere una cosa, non è soltanto il capo degli dei, ma è anche un dio guerriero, mago con prerogative sciamaniche, quindi psicopompo, accompagna i morti nell'aldilà, può tornare dall'aldilà e tutte queste è in grado di guarire. Tutte queste caratteristiche fanno parte proprio della figura di San Michele, così come è conosciuta, no? Nell'Antico Testamento, nell'Apocalisse.
E quindi già i Longobardi in realtà, quando scoprono la grotta del Gargano, rimangono folgorati dalla figura di San Michele, perché era assolutamente vicina ai loro ideali guerrieri. E i normanni, ma ancora gli scandinavi, che ormai si saranno stanziati, cristianizzati anche loro, tutti gli ex germani che vivono nell'Europa del Nord e che tramite la via Francigena arriveranno in Italia e si recheranno in pellegrinaggio a Roma alle tombe dei Santi Pietro e Paolo, e poi da lì scenderanno al Gargano per imbarcarsi da Brindisi per la Terra Santa. Anche loro rimarranno folgorati da questa figura, e all'epoca purtroppo non ne sono sopravvissuti tantissimi, erano veramente tanti in totale. Tutta la Francigena, tutte le Alpi erano costellate di santuari di San Michele che replicavano il tipo garganico, con la roccia, l'acqua taumaturgica, eccetera, eccetera, perché questi scandinavi, questi normanni si muovevano su e giù per la penisola in pellegrinaggio, e al punto che la fondazione di Mont Saint-Michel in Francia, leggenda narra che sia stata voluta perché l'arcangelo Michele ha fatto il sogno al vescovo della zona e gli ha chiesto di fondargli un culto in loco che fosse come quello sul Gargano in Italia. Quindi una diffusione capillare di questo culto poi nel corso dei secoli, tra che l'Appennino e zona sismica, e alcuni sono stati proprio inglobati dalla terra, tra che spesso venivano ridedicati a altri santi, oppure molti sono stati ridedicati alla Madonna, si è un po' persa da questo punto di vista quanto fosse pregnante e importante, ma il culto dell'Arcangelo Michele, come in realtà anche il culto di San Nicola di Bari, che è il protettore dei naviganti, hanno ricevuto un forte impulso dalla presenza normanna in Italia. E questo sicuramente dal punto di vista storico-religioso, che è la zona di interesse principale, è l'elemento più forte dell'eredità normanna e anche longobarda. E per quanto riguarda poi le loro proprio testimonianze di tutti questi viaggi, di questi pellegrinaggi, proprio sul Gargano si possono vedere ancora oggi diverse iscrizioni runiche che ricordano questi viaggi. Poi, oltre ovviamente alle testimonianze di tipo architettonico, artistico, abbiamo i bellissimi monumenti che ci sono stati lasciati dai normanni, che sono una perfetta sintesi dell'elemento nord europeo architettonico tipico di quelle zone, con elementi invece decorativi e figurativi tipici sia dell'arte araba che dell'arte bizantina, perché non scordiamoci che quando questi arrivano in Italia si trovano il Papa, si trovano le zone di influenza cattolica latina, si trovano le aree di influenza dell'impero bizantino che parlano greco e sono di rito ortodosso, l'imperatore che prende da una parte, il Basileus di Costantinopoli che preme dall'altra, insomma. In più anche i comusi saraceni e le comunità ebraiche, quindi dal punto di vista culturale l'opera che lasceranno i normanni è quella di avere una grande sintesi di tutti questi elementi che poi in particolare nel sud Italia sono tutti compresenti, e anche se con varia importanza comunque fanno tutti parte di questa costellazione. No? Facciamo un break di 1 minuto e mezzo e dopo un'ultima mia domanda, 5 minuti, abbi pazienza. Okay. Ci sentiamo dopo. Ciao. Dopo. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale.
Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Di nuovo a te la linea, Andrea. Eccoci, allora l'ultima domanda è questa: la civiltà arabo-normanna, secondo te c'è davvero stata una fusione compiuta e vincente fra queste due civiltà apparentemente di radici così lontane in Sicilia? Ecco, la civiltà arabo-normanna, i monumenti a Palermo e in altre città stanno lì a testimoniare effettivamente una fusione completa e, come dire, da entrambe le parti soddisfacente, oppure è più forma che sostanza la faccenda, secondo te, Elena Silvia? Allora, è una domanda interessante, nel senso che a livello territoriale di popolazione dobbiamo immaginarci che comunque i normanni erano una minoranza, perché loro arrivavano i cavalieri sempre in cerca di fortuna, in cerca di nuove terre, di speranze per i figli cadetti che non sapevano su quale territorio governare in patria, eccetera. Quindi erano un'oligarchia, erano un elemento che dominava dal punto di vista del potere militare, quindi riuscivano a conquistare e sottomettere i territori, ma poi avevano sotto di loro un'amalgama di popolazioni che dopo la conquista normanna, l'unificazione, loro venivano, diciamo, c'era sempre una qualche diatriba in corso con Roma, l'impero, quindi scomuniche contro scomuniche, eccetera, però sostanzialmente erano cattolici. Diventeranno latini cattolici, no? E quindi poi in realtà il grande contenitore culturale è questo, ma l'elemento arabo, l'elemento greco e anche l'elemento ebraico contribuiranno sostanzialmente alla cultura della penisola, perché grazie alle corti normanne, come sappiamo bene, verranno tradotti, ritradotti, riportati in Occidente scritti di Platone, Aristotele, dei grandi filosofi greci, i numeri e la matematica araba o indiana che dir si voglia. Quindi loro riusciranno anche a utilizzare, non so, per le leggi si rifaranno al diritto romano tramite i celebri giuristi bolognesi. Quindi, nonostante poi loro abbiano un portato culturale apparentemente meno significativo, riusciranno a fare da grande collettore di tutte queste culture locali. Ma se ci spostiamo di qualche secolo in avanti e pensiamo a due dei miei autori preferiti, a due delle mie opere preferite, cioè l'Ariosto e il Tasso, rispettivamente con l'Orlando Furioso e la Gerusalemme liberata,
quello è tutto elemento culturale normanno, tutto elemento culturale franco, che proprio attraverso di loro arriverà in Italia. Tasso ci canta proprio le gesta di Tancredi d'Altavilla, di Boimondo, cioè sono proprio loro, sono proprio i normanni, quindi assolutamente sì, c'è una sintesi, c'è un portato che noi oggi, nel 2026, consideriamo italiano. Grazie infinite di questo intervento, di questo apporto. Ci risentiamo sicuramente. Buona settimana. Ci risentiamo. Grazie. Buon proseguimento. Ciao. Allora, noi parliamo del solstizio, ne abbiamo già parlato altre volte. Il solstizio è quel momento chiave dell'anno calendariale e astrocalendariale che secondo la cultura popolare hanno sempre avuto un ruolo determinante come simbolo, si intende, lungi dalla cultura popolare pensare a un influsso diretto, anche se la parola influsso, influenza viene usata ma in senso metaforico. Attenzione al linguaggio della cultura popolare, perché la cultura popolare non parla lo stesso linguaggio della cultura dotta o del giornalismo, che pur tanto amiamo. E quindi quando vengono usati alcuni sostantivi bisogna intenderci su questo. Certo, il solstizio è il momento in cui appunto c'è questo passaggio di consegne, abbiamo detto, fra il sole e la luna, succede d'estate una volta, d'inverno un'altra volta. Il solstizio è il momento del solstizio d'estate, è il momento in cui effettivamente il sole cede il passo alla luna sul piano sempre simbolico, metaforico, perché la notte comincia ad aumentare. Finora era aumentato il giorno, finora era aumentato il sole, la luce, adesso comincia a aumentare il buio, questo dal 21, quando si verificherà effettivamente il solstizio. Ma c'è una domanda in più, come ogni anno: che solstizio è, che caratteristiche presenta questo solstizio come panorama complessivo del cielo? E qui naturalmente non si può non chiedere un parere agli esperti. Che cosa ci dicono? Ci dicono che, sempre sul piano simbolico si intende, sia chiaro il discorso, e per chi in qualche modo crede, tipico della cultura popolare, a un approccio alternativo a quello scientifico stretto. È un approccio analogico, simbolico analogico, non è un rapporto causa-effetto. Quindi gli esperti ci dicono che esiste quest'anno un apporto notevole del nodo. Mamma mia, che parola! Il nodo riguarda l'intreccio proprio dell'orbita fra il Sole e la Luna, no? E il punto in cui si incrocia quest'anno al momento del solstizio si trova all'inizio del segno dei pesci e in aspetto fondamentalmente costruttivo, benefico, usiamo sempre gli aggettivi in senso metaforico, rispetto al Sole stesso. Quindi questo significa in pratica che l'auspicio, usiamo questi termini cauti, sarebbe quello proprio, almeno fino al solstizio d'inverno, nella seconda parte dell'anno, di un contenimento degli aspetti più così astiosi delle guerre in corso, o in senso di pace o in senso di raccoglimento religioso. Naturalmente sappiamo benissimo, e ne abbiamo parlato magari in termini appunto più giornalistici e così per un gusto anche innato, metapolitici, di quello che è successo negli ultimi giorni in relazione appunto al contrasto rispetto a chi effettivamente rischia di abusare di vantaggi a sfondo religioso, ma venendo in Occidente. Ma qui il discorso è più lato, si diceva in senso di origine latina, cioè appunto è più vasto, nel senso che può effettivamente significare
ecco, una posizione di questo genere può significare la possibilità di un allentamento della tensione, ed è quello che poi ci importa di più, se è vero come è vero che lo scacchiere geopolitico, vedo che fioriscono dei siti anche del tipo geopolitica religione su tutti i social, eccetera, eccetera, perché ci si rende conto di quanto poi i due fattori, il fattore strettamente politico e quello religioso, vadano a intrecciarsi in maniera talora confusa e contraddittoria, ma sicuramente provocatoria. Quindi questo allentamento della tensione potrebbe effettivamente auspicare, secondo gli esperti, magari sono degli allucinati che non riescono ad avere una percezione realmente di veggenza, come sostengono e dicono, sarebbe abbastanza un trend positivo. Sono passati 20 anni dalla morte di Betty Curtis. Esalò l'ultimo respiro all'ospedale di Lecco il 15 giugno del 2006. Betty Curtis è stata una meteora straordinaria, una stella che forse non è durata tantissimo, perché ebbe il suo momento culminante attorno agli anni 60-70 al massimo. Dopo la sua fama si è un po' opacitata, anche se poi il ritorno in TV attraverso Paolo Limiti negli anni 90-2000 ha permesso in qualche modo un recupero. Però gli anni d'oro sono quelli di due canzoni che penso le persone più âgée possano ricordare di Betty Curtis. Sono Nessuno e Al di là. Sono due canzoni che il mondo popolare, che si basa sui suoni e gli sfondi tipici della musica leggera, sicuramente apprezza da sempre e ne ha fatto tesoro. Grazie proprio alla voce, agli acuti fuori dalla norma di Betty Curtis. Ma come si chiamava davvero Betty Curtis? Si chiamava Roberta Corti, quindi il cognome tipicamente lombardo, diciamo ereditato dal padre, che era di un rione periferico di Lecco, ma aveva sposato una ragazza di Spinazzola pugliese. Il prodotto fu interessante, diciamo così, dal punto di vista canoro, per le innate e precoci qualità che Roberta Corti, poi appunto costretta dall'epoca a chiamarsi Betty Curtis, era l'epoca in cui fiorivano i gialli scritti da italiani che si facevano nominare all'inglese o all'americana. Erano tempi in cui giravano ovviamente le canzoni del mondo anglosassone e venivano poi reinventate, reimpastate in chiave peninsulare. Ma ancora di più, ovviamente, chiamarsi Betty e non Roberta crea un minimo, diciamo, di attrazione, di fashion, per stare un po' al gioco mondialista, e che pure è sempre bastardo, ma che ci ha intrippato già fin da allora. E Curtis appunto non è Corti, perché Corti, quanti cognomi anche di personaggi illustri. Uno è stato qua in radio, che ha fatto tanti anni fa una sua bellissima trasmissione, ma chiamarsi Corti non è la stessa cosa. Quindi Betty Curtis ha anche questo vantaggio, questo alone internazionale, che appunto culmina negli anni 60 con le due canzoni che vi ho detto, e la fa vibrare attraverso 4 festival di Sanremo a cui partecipa, anche in collaborazione, a parte Sanremo in generale, con dischi con Tony Del Monaco, Tony Dallara, personaggi che abbiamo già nominato qualche volta, che rimangono così nello sfondo mnemonico della cultura pop di carattere musicale. Del Monaco è stato un caso molto particolare, devo dire, appunto rubato alla musica lirica in un impasto che faceva già presagire in qualche modo il Bocelli attuale, ma con tonalità che diciamo ancora risucchiavano il tutto verso il varietà. C'è un mondo che oramai è superato, che comunque allora era molto forte. In realtà Betty Curtis lascia il posto progressivamente
a una che è stata un po' il suo alter ego, ma anche ha avuto molta più fortuna di lei. Si chiama Mina Mazzini, che cantò appunto alcune sue canzoni e le cantò in una maniera che probabilmente già negli anni 60 si avvicinavano più a certi gusti che poi diventeranno dominanti. Questo non significa però che lei non rimase sulla cresta dell'onda ancora per molto tempo, e ancora negli anni 70 Betty Curtis, vista la condizione molto particolare, sempre guardare all'humus che caratterizza il tratto d'epoca che stiamo esaminando, e negli anni 70 era ritornata di moda la canzone popolare italiana, chitarra romana, cioè canzoni che avevano il timbro e l'egida del pueblo più sboccacciato, ma che in realtà ci riconducevano, pensate a un caso il Gigliola Cinquetti con le canzoni padane, ma poi appunto la Betty Curtis canta anche Calabrisella mia, cioè tutta Italia viene coinvolta in una rinascita che produce una nuova sensibilità. Siamo appunto nel corso degli anni 70 verso gli umili, gli ultimi, gli sconfitti. Tutto questo chiaramente viene poi manipolato anche un po' da una certa cultura marxista, ma che importa? Il boom c'è e lei ne approfitta, Betty Curtis, al punto appunto di avere un nuovo grande successo con queste canzoni, con questi dischi. Dopodiché Betty Curtis ha fatto la sua epoca, rimane nel ricordo di chi ha amato la musica leggera anni 60, di chi ha amato quell'abbigliamento, quel modo di fare, di cantare, quel modo di non scoprirsi, che era ancora figlio di una forma di pudicizia antifemminista o prefemminista, mettetela voi, che comunque è stata riesumata appunto attraverso Paolo Limiti nelle sue trasmissioni, in modo tale che la Betty ancora interveniva stagionata sui 60-70, ma purtroppo bruscamente levateci diciamo ostinatamente da una brutta malattia che la portò proprio a 70 anni a passare a miglior vita. Betty o Roberta Curtis o Curti certo rimane negli annali della storia della musica leggera nostrana, certamente col suo timbro lombardo, anche se ha cantato canzoni di tutta Italia, ma ha dimostrato, se ce ne fosse stato bisogno, e ce n'è sempre bisogno, che l'amore per tutte le altre regioni non distrugge l'amore per la propria regione, che rimane nel cuore l'alfiere, la portabandiera di un mondo popolare che viene vissuto da ciascuno di noi per il modo con cui siamo stati educati, siamo nati, siamo cresciuti e abbiamo vissuto. L'immagine di quella Lecco come di quella Como che appariva a noi milanesi quando prendevamo il treno la domenica e scendevamo appunto in queste contrade bagnate dal lago, sarà insostituibile, rimarrà insostituibile e non paragonabile con tutte le altre bellezze che girando il mondo noi abbiamo effettivamente conosciuto. Ecco, questa sedimentazione della cultura popolare a sfondo musicale, che non entra in contrasto certamente con la musica più dotta, alta e nobile, la musica lirica, la musica classica, perfino la musica jazz, perché lei allora, la Betty, interpretò anche dei testi jazz perché erano di moda, perché certo l'influsso americano si era fatto sentire da questo punto di vista attraverso personalità che poi raggiungeranno l'apice nel corso degli anni 70-80, penso a Franco Cerri in Italia naturalmente, che io personalmente ho conosciuto, ma tantissimi altri personaggi che sono stati, penso a Patruno nel gruppo gruppo famoso milanese appunto dei Gufi,
e tanti altri, laddove si intrecciano gusti anche diversi, ma che arrivano a colmare l'esigenza di ciascuno di noi, che è un'esigenza non onnivora, ma appunto plurale, proprio come plurale e mirabile rimane il sogno di un'Italia federale. Le ultime note le dedico all'antropologia culturale, perché qualcuno non ha ben presente qual è l'importanza dell'antropologia culturale oggi. L'antropologia culturale ha avuto il suo momento di massima espressione proprio fra gli anni 60, 70, 80, dopo, diciamo, è venuta leggermente meno anche attraverso le cattedre universitarie o attraverso altre forme di studi, è sopravvissuta ma in una maniera completamente diversa, perché purtroppo l'antropologia culturale ha sempre risentito della cattiva fama dell'antropologia fisica, no? L'antropologia fisica della prima parte del secolo scorso, laddove evidentemente c'era un'ombra, ecco, ricorderete, cioè, cito sempre quel famoso sceneggiato televisivo, ho conosciuto un'ombra, che riguardava proprio la visione razzista del mondo e che andava a, diciamo così, ostacolare quelli che erano gli studi stessi ritenuti, come dire, corrotti fin dall'inizio da questa ombra, da questa visione. Non è così. Io mi laureai nell'81 in razze e popoli della terra, non penso di essere assolutamente razzista, mi spiace per coloro che rosicano, ma effettivamente il conoscere tutte le popolazioni del mondo, abbiamo visto prima i vichinghi, nella loro essenza culturale è fondamentale. E vi dicevo che è la cosa più importante, l'antropologia culturale si è evoluta perché l'antropologia culturale è andata a studiare non più i popoli primitivi, come aveva fatto fra 800 e 900, non più la storia dei vari popoli attraverso le loro espressioni folk o storico pop, ma è andata a studiare comportamenti del genere umano che caratterizzano l'oggi. Allora, i più famosi antropologi culturali, per esempio, si interessano del comportamento che tiene l'uomo e la donna matura, che chiede l'umanità in Occidente, con diciamo gli stili di vita che caratterizzano il mondo d'oggi, insomma i centri commerciali, un certo tipo di viaggio finalizzato in una certa maniera che non è più quella delle vacanze degli anni 60, un certo modo di tenere la casa, un certo modo di vivere, fare, combinare, amare e non amare. Le strutture di parentela non sono più quelle afroasiatiche che interessano, ma sono quelle occidentali, nella misura comunque in cui anche loro comportano scelte e gusti che sono di base popolari e che competono ad una serie di fattori e di elementi che sono tipici di una cultura e di ogni cultura, perché la cultura occidentale è poi declinabile non solo in quelle nazionali o regionali, ma proprio in identità minori che comunque caratterizzano il fatto stesso. E quindi se qualche antropologo oggi parla di non luogo, che corrisponde poi a quel modo, a quel genere di vita occidentale che ci fa nomadi e quindi ci fa frequentare posti che non sono più posti delegati a qualcosa, ma sono posti di passaggio, se ci fa abbattere un certo tipo di visione del mondo che era quella tradizionale, perché evidentemente ci costringe a misurarci con elementi e fattori che noi non conosciamo bene, che arrivano da lontano o che comunque competono, no? Rispetto al nostro stile di vita, e da questo punto di vista è inevitabile una frizione che deve riuscire a riaggiustare l'equilibrio fra le cose. Ecco, il concetto del non luogo e del non tempo è qualcosa che assorbe gli antropologi culturali, però tutto questo non distrugge, nulla si crea di nuovo e nulla si distrugge. Dunque non distrugge quella che è la tradizione dell'antropologia, che io stesso ho tanto amato appunto attraverso i testi sacri 8-900eschi di tutto il mondo, e che comunque
in Italia hanno avuto dei punti di grandissimo valore. Mi viene in mente De Martino per il Sud, mi vengono in mente alcuni antropologi veneti, friulani, che hanno fatto la storia, la nuova storia del mondo folklore. Ma il folklore oggi non è più usi e costumi soltanto, non è più, anche se li difendiamo, le lingue locali, non sono più le lingue locali, ma sono anche un modo di correlarsi rispetto allo spettacolo, allo sport, al tempo libero, al modo di essere e di pensare, che comunque mantengono un tipico approccio di tipo popolare. E questa parola ancora una volta non stride con la libertà, perché la vera, autentica anima dei popoli e del popolo è la libertà. Non è la dittatura né di destra né di sinistra, è la libertà, quella libertà che concepisce nella dignità della persona umana e nella compartecipazione a un'identità comunitaria. Ecco che perché si parla di comunitarismo, la chiave di volta che permette di rinnovare nella tradizione e conservare nell'innovazione. Siamo davvero al termine, ringrazio Natalia, ringrazio ancora una volta Silvia Elena Rossi per il preziosissimo contributo storico e culturale sui vichinghi, e vi rimando a sabato prossimo. Venezia risorga, risorga Venezia, per sempre. A risentire. Avete ascoltato Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni.